Arrestato da poche ore e rinchiuso al carcere minorile di Treviso, tenta di impiccarsi con i jeans. Gravissimo, un 17enne che a Vicenza era stato bloccato dopo aver seminato il panico in città. Sfugge allo sguardo della madre e sparisce in mare. Momenti di angoscia per un bimbo di 6 anni svanito tra le onde. Ricerche in corso a Cavallino Treporti. Lotta tra la vita e la morte. Il bimbo di 5 anni è rimasto intrappolato nell'auto finita dentro il Sile ieri a Jesolo. Indagata la mamma che era al volante. Appartiene a un uomo di Asolo il camper che venerdì si è allontanato da Mestre dopo aver urtato un ciclista 64enne morto dopo poche ore al volante, una donna di origini sudamericane. La provincia di Treviso oggi è la più calda del Veneto e si apre una settimana di fuoco con la regione che ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico fino al 14 agosto. Bacini di laminazione, al via il cantiere per la realizzazione della cassa di espansione del Monticano a Fontanelle. Servirà a mettere in sicurezza dalle esondazioni quell'area della Marca orientale. Puntine da disegno sulla strada che conduce a Cimagrappa, un weekend di ruote bucate per i tanti cicloturisti, l'invito della sindaca a denunciare. Regionali, non si accettano veti, dice il coordinatore di Fratelli d'Italia riferendosi allo stop che potrebbe arrivare dalla Lega, che ha da poco cambiato casacca politica. La passerella pedonale sulla Nualesa Treviso, che doveva risolvere i problemi di traffico davanti all'aeroporto, è ancora poco utilizzata e molti pedoni attraversano la strada a piedi mettendosi a rischio. I viaggiatori divisi, è utile ma è mal segnalata. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati il telegiornale di Treviso. Questi i titoli dunque, apriamo però subito con le immagini che ci arrivano da Cavallino Treporti, l'angoscia in queste ore nella cittadina balneare dove si sta vivendo una grandissima apprensione per un bambino di 6 anni sfuggito alla sguardo della mamma mentre faceva il bagno e scomparso in mare. L'episodio nel pomeriggio di oggi nella zona davanti al camping Vela Blu di Ca' Pasquali. Siamo dunque a Cavallino Treporti. Subito in acqua, fra poco la vedremo, si è formata una catena umana per cercare di individuare il bambino mentre si è mossa la macchina dei soccorsi. La Capitaneria di Porto ha inviato sul posto una motobarca, i vigili del fuoco stanno sorvolando l'area con l'elicottero, mentre da Mestre è arrivata una squadra di sommozzatori. C'è grande apprensione, ogni momento in più che passa ovviamente ci sono difficoltà per cercare questo bimbo di 6 anni. A quanto si è capito non si tratta di ospiti del camping Vela Blu di Ca' Pasquali o turisti appunto che si trovano in questi giorni a Cavallino, ma potrebbero essere turisti diciamo pedonali che sono andati in giornata o in questi giorni, nella giornata di oggi a Cavallino Treporti, approfittando ovviamente della giornata di sole. Ci sono le ricerche in corso, un bimbo, ripetiamo, di 6 anni che è sfuggito fatalmente allo sguardo della mamma ed è svanito tra le onde del mare. Ovviamente se ci saranno aggiornamenti su questa terribile vicenda vi daremo contezza nel corso del nostro telegiornale. C'è un 17enne invece in gravissime condizioni, era stato arrestato e portato nel carcere minorile di Treviso e dopo poche ore ha tentato il suicidio nella sua cella, è caduto nella notte. Era stato arrestato in flagranza e portato al centro di prima accoglienza del carcere minorile di Treviso. Una volta in cella, un 17enne di origini tunisine ha tentato di impiccarsi con i suoi jeans. Tempestivo l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria che hanno immediatamente allertato il medico della vicina casa circondariale. Arrivato in pochi minuti ha proseguito le manovre di rianimazione già avviate dai 2 poliziotti che, entrati nella cella del ragazzo, si sono trovati di fronte la drammatica scena. Il giovane, un minore arrivato in Italia senza l'accompagnamento di alcun familiare, è stato subito trasferito all'ospedale di Treviso e ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono gravi. È stato fatto tutto il possibile per salvare la vita del ragazzo, fanno sapere in una nota diffusa dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Il 17enne era stato arrestato sabato dalla polizia di Vicenza dopo aver letteralmente seminato il panico in città. Rapine tentate, messe a segno in poche ore, il tuffo nel fiume Retrone per sfuggire agli agenti, infine si era barricato in un palazzo cercando di tener lontani i poliziotti, svuotando contro di loro un estintore e lanciando frammenti di vetro. Fatto uscire con un blitz delle forze dell'ordine, era stato arrestato con una sfilza di capi d'accusa, quindi il trasferimento al minorile di Santa Bona e il drammatico tentativo di togliersi la vita.
Ed ha appena 18 anni ed è italiano il giovanissimo, già con precedenti di polizia, che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Col San Martino dopo che era entrato nel magazzino di un negozio a Valdobbiadene per rubare, ma ha fatto scattare l'allarme ed è stato dunque fermato e arrestato dai carabinieri ancora all'interno del magazzino. Arrestato dunque un 18enne italiano. Il tentato raid alle 21 di ieri sera era ancora all'interno del magazzino quando è stato bloccato, dovrà rispondere di tentato furto aggravato. Un altro giovanissimo dedito purtroppo al crimine. Abbiamo visto in apertura le immagini delle ricerche in corso a Cavallino Treporti per il bimbo di 6 anni svanito tra le onde. Come vi dicevo, vi daremo aggiornamenti, se ci sono aggiornamenti, nel corso del telegiornale. Poi c'è il bimbo di 5 anni moldavo che lotta tra la vita e la morte in gravissime condizioni dopo essere stato per 20 minuti sott'acqua, intrappolato nell'auto finita ieri nel Sile a Jesolo, e intanto la mamma è stata indagata. È indagata con l'ipotesi di lesioni colpose la 38enne di origine moldava che guidava l'auto finita nel Sile con a bordo i figli di 12 e 5 anni. Il bimbo di 5 anni è stato salvato dai sommozzatori dei pompieri dopo 20 minuti trascorsi sott'acqua ed ora lotta tra la vita e la morte, ricoverato in condizioni gravissime nella terapia intensiva della pediatria di Padova. L'iscrizione della donna nel registro degli indagati sarebbe un atto dovuto da parte della procura per consentirle di nominare eventuali consulenti a difesa. La donna ha perso il controllo dell'auto a Jesolo, al bivio tra via Piave Vecchio e via Adriatico, oltrepassando l'argine e cadendo nel fiume. Lei e la figlia di 12 anni erano riuscite a mettersi in salvo risalendo in superficie, mentre il bimbo era rimasto bloccato nel seggiolino sul sedile posteriore con il mezzo che continuava a sprofondare. Non vorremmo che il destino di questa famiglia fosse segnato in maniera tragica da Jesolo, ecco, quindi continuiamo, preghiamo, nel frattempo la polizia locale fa il suo lavoro per cercare di ricostruire un senso a tutto quello che è successo. Seppure gravissime, le condizioni del bimbo rimangono stabili. Dopo l'uscita di strada, l'automobile è sprofondata fino a raggiungere il fondo del fiume a 7 metri di profondità. Prima di essere riportato in superficie dai sommozzatori dei vigili del fuoco, dopo 2 tentativi di salvataggio da parte di un cuoco 38enne tunisino ed un turista tedesco, il piccolo ha trascorso 20 minuti sott'acqua, bloccato dalle cinture del seggiolino. Data la lunga permanenza senza ossigeno, bisognerà quindi attendere che nei prossimi giorni i sanitari possano valutare i danni patiti a livello neurologico e le eventuali possibilità di ripresa. A nome mio, a nome dell'amministrazione, ma direi di tutta la comunità iesolana, c'è un pensiero e la preghiera continua per il piccolo che speriamo, nonostante la gravità della situazione, possa superare questo difficile momento. E appartiene a un uomo di Asolo il camper che venerdì si è allontanato da Mestre dopo aver urtato un ciclista 64enne poi morto in ospedale. Al volante però una donna di origini sudamericane che viaggiava con i figli. Grazie alla polizia locale che ha individuato prontamente chi era alla guida del camper che ha investito Paolo Pistolato, il ciclista morto in Rampa Rizzardi a Mestre qualche giorno fa. Alla guida del mezzo c'era una donna di origini sudamericane con a bordo 2 adolescenti. Il camper risulta intestato a un uomo residente ad Asolo in provincia di Treviso. Secondo le testimonianze raccolte, la donna si sarebbe fermata pochi istanti dopo l'impatto, rendendosi conto dell'accaduto, ma poi si sarebbe allontanata senza prestare soccorso. Individuata grazie anche a un sistema efficace e distribuito di telecamere su tutta la città. Le indagini condotte dalla Polizia Locale di Venezia hanno permesso di rintracciare il veicolo e sequestrarlo. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso sia l'urto che il numero di targa. Gli inquirenti stanno approfondendo la posizione della conducente, che al momento è indagata per omicidio stradale colposo, omissione di soccorso e fuga. Proseguono gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica e le responsabilità. Le nostre condoglianze vanno ai parenti, ai familiari, agli amici di Paolo Pistolato, che ha perso la vita in questa maniera molto tragica, ed ora speriamo che la giustizia faccia il suo corso e anche ci siano delle pene esemplari, perché morire in questo modo senza poi fermarsi non è assolutamente ammissibile. Paolo Pistolato, originario di Favaro Veneto, quella mattina aveva preso la bicicletta perché lo scooter era in officina. Musicista e compositore, era molto conosciuto per la sua passione per la musica. È deceduto all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo un intervento chirurgico d'urgenza. I suoi familiari hanno dato il consenso all'espianto degli organi.
Adesso parliamo dell'ondata di caldo. La provincia di Treviso oggi la più calda del Veneto con una media di 34,8 gradi. È un'ondata di caldo che continua e che continuerà. Si apre una vera e propria settimana di fuoco, tanto che la Regione ha dichiarato per tutto il Veneto lo stato di allarme climatico per disagio fisico fino al 14 di agosto, con le temperature così alte. Allerta anche per pronto soccorso e SUEM 118 che tendono proprio a Ferragosto il picco di chiamate per disagi creati dal clima. Rispondono alle chiamate, elaborano l'emergenza, inviano ambulanze e sono reattivi già in 4 minuti per volare con l'elicottero in tutto il Veneto. Sono le donne e gli uomini del SUEM 118 pronti per le allerte di Ferragosto, in particolare quelle legate al grande caldo di questi giorni. Lo sappiamo già per esperienza che dopo qualche giorno di caldo continuativo intenso ci aspettiamo nei prossimi giorni che aumenteranno queste criticità. Funziona che l'utente o il parente della persona che è vittima di questa esposizione eccessiva al calore chiama, noi inviamo il mezzo di soccorso e ovviamente dopo aver supportato le funzioni vitali del paziente lo portiamo in ospedale. I consigli per non finire tra le mani degli operatori sanitari sembrano banali, ma restano gli unici efficaci, specie per le persone considerate più fragili, come bambini e anziani. Col caldo si suda molto di più, come tutti sappiamo, quindi bisogna reintegrare questi liquidi bevendo magari di più, soprattutto i pazienti anziani che non hanno il senso della sete devono sforzarsi di bere anche se non sentono lo stimolo della sete. E ancora per quanto soprattutto riguarda i pazienti anziani che sono anche i più fragili, mi raccomando di non cambiare la terapia che usano abitualmente, che i farmaci che assumono sempre vanno continuati a essere assunti. Se ritengono di dover cambiare qualcosa si devono consultare con il proprio medico curante. Un lavoro, quello degli operatori, che passa per la centrale operativa che riceve le chiamate che poi vengono smistate a seconda della necessità. Può servire un'ambulanza con il medico oppure un'ambulanza basta con un infermiere, un operatore ALS. L'elicottero solitamente esce nei codici rossi e quindi nei casi più gravi. E le ondate di caldo, lo sappiamo ormai, l'abbiamo imparato a nostre spese, spesso portano come conseguenza alla fine del loro ciclo bombe d'acqua, problemi di maltempo forti e quindi anche rischio di esondazione. Bene, per la salvaguardia del territorio della Marca dal rischio di esondazioni, oggi una giornata importante con il via ai lavori per la realizzazione del bacino di laminazione sul Monticano a Fontanelle, parte integrante del progetto Pradeigai. Colpo di benna a Fontanelle per dare avvio alla realizzazione del bacino di laminazione del Monticano, prima parte di un'opera per mettere in sicurezza Livenza, la confluenza con il Meduna. Qui stiamo realizzando un bacino di laminazione che interessa il fiume Monticano e il canale Cervadella. Peraltro a monte sul Cervadella anche il Consorzio di Bonifica ha già fatto un piccolo bacino di laminazione, uno lo abbiamo fatto a Valle di Lutrano in corrispondenza del corso d'acqua, si chiama Borniola, e qui si riusciranno ad accumulare oltre 1 milione di metri cubi d'acqua. Costo di questo bacino 16 milioni di euro, più consistente il secondo intervento nell'area di Pradeigai. Sempre nella stessa gara d'appalto è stato finanziato e aggiudicato anche il lavoro del bacino di laminazione di Pradeigai. Lì stiamo parlando di un'opera che, a differenza di questo, contiene 20 milioni di metri cubi d'acqua, quindi un intervento assolutamente molto più grande rispetto a questo, ma che fa parte di un sistema di interventi fatti in vari punti e che consentono di incrementare la sicurezza. Stiamo parlando, fra questo e quello di Pradeigai, di un intervento da 48 milioni di euro. In caso di portate preoccupanti di questi fiumi, tali opere con l'allagamento di aree agricole possono salvare dall'esondazione abitazioni, strade, aree produttive a valle del bacino di laminazione nei comuni di Oderzo, Motta, Fontanelle, Gorgo, Mansuè e Porto Buffolè. Un progetto che rientra nel piano regionale di difesa del suolo che prevede 23 bacini, 14 dei quali realizzati. Resta ancora aperta la questione dei rischi per il Piave con il contestato progetto delle casse d'espansione sulle Grave di Ciano. Ora l'opera è commissariata.
Sono comprensibili le opposizioni territoriali, perché poi giustamente chiunque si pone il problema di capire che impatto avrà l'opera. Penso che si affronti questa attività semplicemente con il dialogo, spiegando l'opera. Quando tu leggi che c'è un effetto diga con muri alti 10, 12, 13 metri, gli devi spiegare che non ci sarà un effetto diga con i muri in cemento armato, ma questo non spetta a noi, lo farà direttamente il commissario. Torniamo alla cronaca, 2 ladri di offerte in chiesa bloccati nella Marca. Hanno preso di mira le cassette delle offerte nelle chiese, 2 i malviventi incastrati dalle telecamere di videosorveglianza. Si tratta di un 57enne e di un 42enne, entrambi italiani, residenti in provincia di Venezia con precedenti di polizia. I ladri hanno pensato bene di fare prima irruzione nel Duomo di Montebelluna, dove indisturbati hanno asportato dalla cassetta delle elemosine monettine per 50 euro. Poi, non contenti, si sono diretti presso il vicino tempietto della Madonna Addolorata. Qui hanno forzato il lucchetto della cassetta delle offerte e si sono impossessati della somma contante di circa 100 euro. Poi sono fuggiti facendo perdere le tracce. Dopo la denuncia presentata ai carabinieri sono scattate immediatamente le indagini. I militari dell'Arma di Montebelluna hanno acquisito e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I 2 malviventi, conosciuti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. E poi ci sono i vandali o il vandalo che nel weekend ha preso di mira i cicloturisti su Cima a Grappa, lasciando puntine da disegno, ruote forate, ma anche grave pericolo per gli stessi ciclisti. La sindaca invita a denunciare. In questi 2 giorni abbiamo diverse segnalazioni di ciclisti che si ritrovano con la ruota bucata. È un brutto esempio, è una situazione non piacevole. Un gesto che può portare all'emulazione, uno sfregio al territorio e alla sicurezza dei cicloturisti. Puntine da disegno e bronzini disseminati sull'asfalto che da 2 giorni bucano le ruote di chi percorre la strada in bicicletta. È allarme in via Generale Giardino, salita che porta sulle vette di Cima Grappa, e piovono le segnalazioni. Abbiamo appunto tantissime segnalazioni, anche perché il turismo della bicicletta in questi ultimi periodo è molto diffuso, si sta diffondendo, soprattutto in questo periodo di stagione, di periodo di ferie. Forata anche una costosa mountain bike elettrica che stava percorrendo il sentiero, di gesto scellerato, parla la sindaca Ravagnolo. Se un ciclista è in discesa e si trova in un momento della bucatura della ruota, diventa veramente pericoloso. Quanto all'autore del gesto ci sono però pochi dubbi. Potrebbe essere qualche automobilista che non accetta la circolazione dei ciclisti. Io devo dire una cosa sinceramente, la strada è di tutti e tutti quanti dobbiamo rispettare la strada. A mancare attualmente sono le denunce. Solo segnalando le forze dell'ordine è possibile infatti far scattare indagini approfondite. Mi dicono che non c'è stata fatta nessuna denuncia. Io l'appello che posso fare è denunciate assolutamente, perché così abbiamo anche noi della documentazione, dei momenti, delle date, degli orari dove sono stati fatti dove hanno ricevuto questa problematica, insomma. Allora, prima di andare sulla politica regionale, vi faccio vedere questa immagine dal sito di Famiglia Cristiana. C'è una notizia che riguarda un notissimo parroco di Veneto e di Marghera, in particolare Don Nandino Capovilla. Respinto a Tel Aviv Don Nandino Capovilla di Pax Christi. La denuncia di Monsignor Giovanni Richiuti, presidente nazionale del movimento Pax Christi, volato in Israele per una missione di pace in programma fino al 18 di agosto. Ai controlli dell'aeroporto Ben Gurion, Don Nandino è stato bloccato e ha ricevuto un diniego a entrare nel paese motivato con una considerazione relativa alla sicurezza pubblica, pensate, alla pubblica incolumità o all'ordine pubblico. Non sappiamo i motivi, ho allertato anche il cardinale Pizzaballa. Il Nandino Capovilla, parroco a Marghera, dal 2009 al 2013 è stato coordinatore nazionale di Pax Christi Italia. Noi siamo riusciti a passare i controlli, dice Monsignor Giovanni Richiuti, lui no. E la motivazione: considerazioni relative alla sicurezza pubblica, alla pubblica incolumità o all'ordine pubblico, come si legge in inglese e in israeliano sul documento. Una notizia che sicuramente farà discutere. Don Nandino Capovilla è notissimo non solo nel veneziano per la sua attività e anche sul territorio di Marghera, ma anche come
appartenente a Pax Christi. La politica regionale con il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, ospite oggi in prima edizione, che si dice decisamente contrario ai veti sui politici che hanno cambiato casacca. Parliamo del veto che la Lega, il direttivo regionale, vorrebbe porre proprio agli alleati. Intanto c'è anche un ritorno di una possibilità eventuale per un candidato civico per il centrodestra. Fosse per me candiderei la Rizzotto, però non dipende solo da me e quindi credo che chiunque faccia una valutazione sappia che giovarsi dell'esperienza, soprattutto in un momento in quale noi aumenteremo il numero di consiglieri e quindi abbiamo bisogno anche dell'esperienza, sia una cosa direi normale. Ogni forza politica all'interno della coalizione è libera di mettere in lista chi vuole, che sia un militante di lunga data o uno appena arrivato da un altro partito. Fa il nome della più nota degli ex leghisti, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, ribadendo che l'ipotesi di vedersi imporre veti dagli alleati è così remota che neppure se l'aspetta. Non credo che arriverà mai al tavolo del centrodestra questa proposta e se dovesse venire per noi sarebbe irricevibile, perché è chiaro che ciascuno di noi farà le liste secondo propria coscienza e quindi senza veti, perché con i veti non si fanno le coalizioni, non si costruisce mai nulla, e poi perché se uno oggi andava bene quando era leghista non può non andare bene nell'alveo del centrodestra se ha una casacca diversa. Nulla osta, dice De Carlo, a mettere in campo una lista Zaia, sebbene sarebbe inusuale, aggiunge, una lista che porti il nome di uno che non è candidato presidente. Però è una valutazione che spetta alla Lega. Come la Lega intende approcciarsi a queste elezioni non è un problema di Fratelli d'Italia, o meglio, non è un tema che Fratelli d'Italia deve affrontare. E anche questa è strategia. Il tiramolla che va avanti da mesi nella Lega fa intuire che è proprio all'interno del carroccio che questo tema è divisivo. Dare il via libera e rilanciare la palla ai leghisti altro non fa che metterli in ulteriore difficoltà e rafforzare Fratelli d'Italia. Quanto al candidato presidente del centrodestra, De Carlo ribadisce che non c'è fretta, nome a settembre, elezioni il 16 o 23 novembre e non esclude possa trattarsi di un civico. Io credo che tutte le ipotesi siano al vaglio dei nostri leader al tavolo nazionale, sia che sia di Fratelli d'Italia, sia che sia della Lega, o sia che sia una persona che faccia sintesi su entrambe le posizioni, quindi nessuna preclusione nemmeno nei confronti di un civico naturalmente. Non nascondendo che quello di Matteo Zoppas sarebbe un nome molto apprezzato. Matteo è una persona che sta svolgendo uno straordinario lavoro a Lecce, sta mettendo veramente anima e corpo in quello che sta facendo, lo sta facendo bene e quindi credo che possa svolgere bene sia quello e mai se dovessimo chiederglielo anche il ruolo di governatore, immagino. E poi c'è la Lega alla prese con le 158 autocandidature arrivate al regionale e che cominciano a essere vagliate. Non c'è tra queste autocandidature, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato la scorsa settimana, quella di Giampaolo Bottaccin, un nome di peso nella Lega, non solo per il suo ruolo come assessore regionale. Dopo giorni di silenzio oggi ha detto chiaramente quello che pensa. Sono arrivate 158 candidature più altre 40, siamo quasi a 200 candidature e i posti in lista mi pare che siano molti meno, una cinquantina, quindi comunque la scelta la fa il segretario del partito. Io nel corso di questi anni penso di aver fatto i compiti per casa. Unico tra gli assessori della giunta Zaia a non aver presentato la propria autocandidatura, all'indomani del direttivo regionale della Liga, Giampaolo Bottaccin diventa un caso nel carroccio veneto, alle prese con un esercito di candidati ed un futuro che, dicono i sondaggi, vedrà le file dei consiglieri considerevolmente ridimensionate. Bottaccin, più volte in rotta di collisione con i vertici nazionali del partito, snocciola i risultati portati a casa in questi anni, dall'autonomia sull'idroelettrico alle opere di difesa del suolo per oltre 2 miliardi di euro, il piano rifiuti e quello cave e la riforma della protezione civile. Sono stato di gran lunga il più votato del Veneto perché non ho preso il più alto numero di preferenze, quelle le ha prese marcato, però ricordo che il mio collegio elettorale
è un quarto rispetto a quello di Padova, e quindi le mie 9.000 preferenze in un bacino elettorale come quello di una provincia come può essere Padova, credo di aver dimostrato di aver portato qualcosa al partito, no? L'11% degli elettori bellunesi hanno scritto il mio nome 5 anni fa, i compiti per casa mi pare di averli fatti, l'80% del piano triennale delle opere pubbliche del Veneto è fatto da opere di difesa del suolo, cioè io più di questo non posso dire, dopodiché spetta a Stefani decidere chi vuole candidare. Ed in tempi nei quali si continua a parlare di valori aggiunti per il partito, vedi lista Zaia, Bottacin si toglie un sassolino dalla scarpa. Può anche essere che qualcuno ritenga che io non sia un valore aggiunto, ma questo lo deciderà il partito, io non entro nel merito di questo. E poi c'è il centrosinistra, ieri nella nostra prima edizione ospite Nicolò Rocco, che ha confermato come ci sia un avvicinamento importante verso il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo, però non c'è un'ufficialità, probabilmente non c'è ancora un'unità di intenti nel partito. Oggi in prima edizione ospite la candidata del Partito Democratico al Consiglio regionale Antonella Tocchetto, non ha dubbi sulla naturale collocazione dei calendiani. Sentiamo le sue parole. Io credo che sia la collocazione naturale di Calenda, perché è vero che Calenda a livello nazionale dice noi votiamo anche dei provvedimenti, non guardiamo alle persone ma guardiamo ai provvedimenti, ma nel caso di specie insomma è più connaturale la loro posizione all'interno del centrosinistra. Io confido che loro ci saranno insieme alla lista di Renzi, penso che faranno un listone unico, come ad esempio i civici. Stiamo chiudendo, ma quando si tratta di regione o quando si tratta della politica nazionale, due schieramenti secondo me è la cosa giusta, ci si confronta su programmi e idee, due schieramenti compatti, quindi per quello che riguarda il centro-sinistra che va dal centro Calenda alla sinistra di AVS, comprese le liste civiche, e per quello che riguarda la destra che va dalla Lega a Fratelli d'Italia con Forza Italia. Le posizioni diverse tra centro-sinistra e centrodestra sono chiarissime, insomma noi siamo per come dire, qualcosa di collegato ma di condiviso, mentre loro sono molto per la persona, come dire, il leader che avanza. Noi siamo per un lavoro collettivo che magari è più difficile, però può essere più, come dire, interessante come risposta ai cittadini. Pochi istanti di pubblicità, torneremo poi a Treviso per parlare della passerella della discordia, quella sulla Noalese, vicino all'aeroporto. Di nuovo in diretta il telegiornale di Treviso. Dunque, a distanza di 8 mesi dall'apertura della passerella sulla Noalese, siamo davanti all'aeroporto di Treviso. Gli utenti ancora la utilizzano poco per attraversare la strada, rischiando anche la vita. Nonostante la passerella pedonale inaugurata ad inizio dello scorso dicembre, nonostante il semaforo incappucciato e le vecchie strisce pedonali rimosse e messe sull'adiacente rotonda, le persone continuano ad attraversare da un lato e dall'altro della Noalese per andare e venire dall'aerostazione, incuranti dei pericoli che corrono. Un'opera necessaria la passerella, ma ancora poco utilizzata. Sì, ha fatto bene, era per tanti incidenti che poteva capitare. È una cosa buona fatta. Praticamente l'ho presa a piedi perché c'è tanta gente e quindi facciamo fatica a starci dentro perché è troppo stretta per il flusso di gente che c'è. E nonostante siano stati anche messe dei jerseys al posto del vecchio passaggio pedonale, i turisti attraversano lo stesso. Questo ragazzo ci dice che non ha visto i cartelli segnaletici per la passerella e chiede scusa, mentre quest'altro signore, che torna in Romania con la famiglia, conferma invece che non sapeva ci fosse la passerella, ma l'ha vista e la considera molto utile. Poi c'è chi si lamenta perché era troppo lontana, non c'è un cartello, no. Me l'ha appena detto lei sinceramente, cioè so dell'esistenza però non c'è un cartello, non c'è niente, quindi si potrebbe anche mettere volendo. Piuttosto di prendere la passerella, molti decidono di attraversare sulle strisce pedonali appena dopo il centro commerciale e di fronte alla fermata dei bus. Ma c'è chi si è lamentato anche di questo, dicendo che così si obbligano le auto a fermarsi in modo repentino e si mette comunque a rischio il pedone. E invece c'è poi chi fa sintesi in soli 10 secondi.
Per quelli che vanno dall'altro parcheggio sicuramente è un'ottima cosa, per quelli che vanno di qua magari è più semplice passare di qua, quindi così. Da chi si lamenta un po' per le poche segnalazioni a chi si è impegnato in questi mesi con il progetto Ci sto a fare fatica, 35 comuni coinvolti, oltre 900 giovanissimi impegnati in lavori di manutenzione insieme agli educatori e ai tuttofare. Hanno tagliato l'erba, pitturato ringhiere e scalinate, aggiustato recinzioni, dipinto murales e riqualificato gli interni di edifici pubblici come scuole, biblioteche, case di riposo e sedi associative, per un totale di 173 luoghi oggetto di lavoro. Sono stati 930 tra ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19 anni a dedicarsi alla cura dei beni pubblici tramite il progetto Ci sto a fare fatica, che ha coinvolto anche 60 tutor tra i 20 e i 30 anni, 115 tuttofare e 227 esercizi commerciali in cui i ragazzi hanno potuto spendere il buono di 50 euro conquistato al termine della settimana di lavoro. Ma al di là dei numeri resta l'alto valore sociale trasmesso, dai rapporti umani al senso civico. Un rapporto umano che nasce e si sviluppa sia all'interno della squadra dei ragazzi ma anche con i tuttofare che sono delle persone mature che trasferiscono simbolicamente un testimone di conoscenza non solo manuale ma anche di buon senso alle giovani generazioni. Questo è uno dei pochi progetti nazionali per una fascia d'età definita critica, ma che se imboccata con le giuste offerte risponde in modo significativo. Questo progetto sta dimostrando un coinvolgimento proprio attivo e generalizzato e una grande partecipazione di tutti. E se 900 hanno potuto partecipare, altri sono rimasti fuori. Tante sono state le richieste per fare fatica. Abbiamo sistemato circa 300 panchine, abbiamo lavorato un po' tra 15 scuole di vario grado, 4 case di riposo, molte biblioteche, quindi si è fatta veramente una relazione non solo di lavoro ma anche con gli ospiti delle varie associazioni e realtà. Esther e Alessandro sono solo due dei giovanissimi che hanno testimoniato la loro esperienza. Ovviamente è un progetto per fare amicizie, esperienze, conoscenze, ma anche per lasciare qualcosa alla comunità, per fare del bene, insomma. Anche se magari qualcuno non si ricorderà precisamente di noi, ma si ricorderà il risultato che siamo riusciti ad ottenere. Mi sono immaginata i bambini che magari entravano e vedevano le porte colorate, i muri colorati e mi ho messo tanta gioia. Al progetto, che ripartirà l'anno prossimo, sempre curato dalla cooperativa Chiricù, si sono affiancate anche diverse associazioni del territorio, tra le quali Proloco, Protezione Civile, Caritas, Vita e Lavoro, Alpini, Accademia della Solidarietà, Casa Sole, Circoli Noi, gli Amici del Parco Mario Rigoni Stern, Associazione Pracenci, Associazione San Francesco e Associazione San Martino, sempre pronte a mettersi in gioco per i giusti valori civili. Noi andiamo nel Bellunese. Abbiamo parlato in apertura di Treviso del tentato suicidio nel carcere minorile di Treviso di un 17enne. Nel carcere di Belluno invece la protesta dei detenuti per caldo e sovraffollamento delle celle. Pentole sbattute sopra le sbarre e grida, weekend di proteste per i detenuti del carcere di Belluno che si sono fatti sentire dai residenti nelle vie adiacenti alla struttura nel quartiere di Baldenic. Pare che tutto sia stato causato dal caldo soffocante che nelle celle sovraffollate è stato il detonatore della rivolta sedata dagli agenti della polizia penitenziaria. La struttura, già oggetto di severi richiami da parte dei sindacalisti della funzione pubblica che tutelano il lavoro degli agenti, è datata. La capienza indicata è di 92 persone, mentre attualmente nelle celle si contano 106 detenuti e gli spazi sono ristretti, anche perché parliamo di un edificio eretto nel 1933. In questo periodo poi la convivenza è ancora più complicata perché il lavoro all'esterno per chi ne ha accesso è sospeso per le ferie d'agosto e dunque per chi è costretto in carcere dividere l'aria è questione di sopravvivenza. Impossibile parlare con il garante dei detenuti, posizione vacante da alcuni mesi dopo che è scaduto l'incarico retto da Maria Losito. Nessuno ha risposto al primo bando del Comune di Belluno che attualmente non senza difficoltà sta lavorando, così assicura l'assessore Marco Dal Ponte, alla predisposizione del nuovo atto. Sabato la protesta è andata avanti per oltre una mezz'ora e ha richiamato l'attenzione di chi vive nei palazzi adiacenti. Non risultano persone ferite né reazioni nei confronti della polizia penitenziaria che ha portato
portato alla quiete. Certo, le temperature almeno fino a Ferragosto nel capoluogo sono previste ancora ben sopra i 30 gradi e pur se privati della libertà ai detenuti lo Stato ha il dovere di garantire condizioni di detenzione conformi ai diritti umani e a ogni persona, anche se ha commesso un reato, mantiene il diritto fondamentale alla dignità umana. Multati perché stavano facendo canoeing o torrentismo in Val Fogarè lungo il Cordevole nel territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, dove questa attività sportiva è vietata da apposito regolamento. Sono stati i carabinieri forestali a intercettare la comitiva di 6 cittadini spagnoli ignari di compiere un illecito. Condotti in caserma a Candate in Dissedico, il gruppo è stato multato per 300 euro. Non è andato a buon fine l'ennesimo bando per il reperimento degli alloggi per il personale delle forze dell'ordine in servizio in occasione delle prossime Olimpiadi di Cortina. All'esito della gara, soltanto 2 dei 4 operatori che hanno presentato offerte sono stati esclusi ai sensi del codice degli appalti per vizi rilevati nella presentazione della documentazione e dunque la ricerca di 720 posti complessivi continua. A breve, comunica la Prefettura di Belluno, sarà indetta una nuova procedura per il raggiungimento del target previsto. Adesso andiamo a Ghisella tra Cencenighe e Alleghe, dove si è rinnovato l'appuntamento per celebrare il compleanno dell'Oasi Papa Luciani. È emozione, ma è anche gioia, perché lui è sempre presente in mezzo a noi. Oltre 100 fedeli in quota per celebrare il compleanno dell'Oasi Papa Luciani tra i monti della Valle del Cordevole a Ghiselle, dove nel 1977 il futuro Papa manifestò il desiderio di far rinascere il borgo, si è rinnovata domenica la Ghiselle in festa. In prima fila, come ogni anno, Monsignor Ettore Fornezza, per 9 anni segretario personale di Albino Luciani ai tempi del Patriarcato di Venezia. Quando ero ancora delegato patriarcale di Torcello, a una coppia che non poteva avere bambini, mi è venuta da me proprio disperati perché hanno detto non possiamo avere bambini. Io ho detto pregate Papa Luciani che vedrete che i bambini li avrete. È venuta dopo 8 mesi, mi ha detto fra un mese diventerò mamma. Il ringraziamento per la grazia ricevuta dalla coppia è stato affisso alla statua che raffigura il Beato Luciani e che si può ammirare proprio al Ghiselle. Durante l'omelia Monsignor Fornezza ha ricordato il valore della pace che animava il Papa del Sorriso: accoglienza, fraternità, attenzione per tutti, senza escludere nessuno. Nella sua vita, proprio quando incontrava le persone, voleva incontrare proprio nel segno della pace. E quindi lui non rifiutava mai nessuno e cercava di aiutare sempre tutti con amore, con umiltà, ma anche con tanta generosità. Un momento di memoria, spiritualità e comunità nel segno di un Papa che continua a ispirare anche a quasi 50 anni dalla sua visita a Ghiselle. Fede, speranza e carità sono le 3 cose che lui amava e soprattutto la quarta, la più grande di tutte, è l'umiltà. Chi usa l'umiltà avrà la gioia anche qui, ma avrà la gioia anche di essere accettata in paradiso. Riaperto al traffico il ponte di Riva Maor nella frazione di Visome a Belluno. Il manufatto venne chiuso al passaggio mesi fa di un cedimento dell'asfalto che ne aveva compromesso la sicurezza. L'intervento di sistemazione è costato 12.000 euro. Sostituite le spallette del ponte ed è stata realizzata una nuova struttura in cemento per garantire stabilità e durata nel tempo e la posa del nuovo asfalto. L'opera era stata individuata come primaria dall'assemblea frazionale secondo il metodo partecipativo adottato dal comune di Belluno. E la Repubblica Ceca si conferma regina del trofeo internazionale di paracadutismo Città di Belluno, evento della Coppa del Mondo di paracadutismo di precisione. Guardate. 3 giorni, 1920 lanci, atleti da ogni continente. Belluno ha accolto il 4º appuntamento delle Skydive World Cup Series, il trofeo Città di Belluno, edizione numero 36, firmato dall'Associazione Paracadutismo Belluno. A vincere, ancora una volta, la squadra militare della Repubblica Ceca. Secondi, dopo la prima giornata, hanno preso il comando nella seconda e non l'hanno più lasciato. Sul podio anche Ungheria e Francia, staccate di pochi punti. Titolo ceco anche tra le donne. L'Aeroclub Pilsen ha preceduto Romania e Bulgaria. Successi individuali per Oldrich Sorf e Gabriela Balascau. Domenica, al termine delle gare e dopo le premiazioni, la soddisfazione di Corrado Marchet, che dopo aver svettato nelle classifiche mondiali è diventato l'anima del Città di Belluno.
Noi siamo felici di aver dato loro ancora un biglietto da visita del nostro territorio che è favoloso. Noi diamo il cuore a tutte queste persone qua. Noi qui a Belluno diamo il cuore. Viviamo qui in questi giorni e prima per tagliare l'erba, per preparare, per pulire e veniamo riconosciuti da tutte queste persone. 250 concorrenti in rappresentanza di 48 squadre e 30 nazioni, un volo di emozione e di precisione che conferma Belluno capitale mondiale di paracadutismo. C'è sport, sicuramente agonismo all'interno della manifestazione, ma c'è anche poi amicizia, famiglie che possono vivere anche il territorio e dall'altra una grande promozione del territorio, perché non dimentichiamo che qui ci sono più di 30 nazioni che partecipano a questa manifestazione. Da quando sono presidente della provincia lo dico sempre con orgoglio personale a tutti i bellunesi che devono essere orgogliosi di essere bellunesi, perché in pochi che siamo in grado di organizzare cose straordinariamente grandi, sia durante il periodo estivo sia durante quello invernale. In archivio va un'edizione speciale baciata da sole e cielo terzo, ingredienti ideali per chi dispiega le vele e per il pubblico che al Dell'Oro ha seguito la 3 giorni con grande interesse e stupore. In chiusura torniamo alle immagini con le quali abbiamo iniziato la nostra edizione del telegiornale, perché vi ricordo che sono in corso in questo momento ancora le ricerche del bimbo di 6 anni scomparso in mare a Cavallino Treporti, sfuggito fatalmente allo sguardo della mamma mentre faceva il bagno. Si è formata anche una catena umana, come vedete nelle immagini, degli stessi presenti e bagnanti per cercare il bimbo. Sul posto ci sono la Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco con i sommozzatori e anche stanno sorvolando l'area. Avete visto le immagini dall'elicottero, si sta ancora cercando questo bambino di 6 anni che appunto è scomparso in mare. I prossimi aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Intanto l'edizione di Treviso si conclude qui, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.